Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia, in compagnia delle Sibille. Siamo qui nella diretta del lunedì. È lunedì? Sì, sì, ho avuto un momento come dire, sbandamento e disorientamento settimanale, però oggi è lunedì, sono le 21:30 e dunque siamo qui al consueto appuntamento durante il quale appunto vi rispondo a una domanda gratuita sugli argomenti che vi stanno a cuore. Dunque non c'è un tema, ovviamente rispondo in ordine di arrivo, dunque chi prima arriva o come si dice chi tardi arriva tardi male alloggia. Intanto è la festa della donna, dunque auguri a tutte le donne come me, non solo come me, tutte le donne. Se non siete come me, meglio per voi. Sto scherzando, va bene, chiaramente voglio sdrammatizzare un po'. Benissimo, allora, che dire, vi ricordo come porre la domanda, è necessario che mettiate il vostro nome, la vostra data di nascita, una domanda esposta in modo chiaro. Se chiedete di vedere come vanno le cose fra voi e qualcun altro o una situazione che coinvolge un'altra persona, dovreste cortesemente mettere anche il nome e la data di nascita di questa persona. Ovviamente prima di rispondervi vi ricordo le solite cose, ma per le persone nuove sono cose nuove, per gli affezionati del canale ovviamente sono cose già sentite. Allora, vi ricordo che abbiamo 2 gruppi Facebook che appartengono proprio al Marietto Veneziano e alla sottoscritta. Tra l'altro, se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale YouTube del Marietto Veneziano, da cui il Marietto trasmette quotidianamente alcune dirette, altre volte video informativi. Le dirette delle 18:30 sono dedicate a domande gratuite, dunque anche lui distribuisce e dona del tempo gratuito per voi. Tornando alla nostra presenza sui social, abbiamo questo gruppo, anzi 2 gruppi, i casti sacerdotali e radiestesia, radionica, tarologia ed ermetismo, che ovviamente si occupa di questi argomenti, gli argomenti proprio che danno il nome al gruppo. Infine, non ultimo, il sito www.ilcapitano.altervista.org, nel quale troverete molti strumenti gratuiti. Questi strumenti sono dei circuiti radionici. Per chi non li conosce sicuramente sarà una bella sorpresa, perché sono grafici, diciamo così, che per molto tempo sono stati appannaggio di un'élite, di una piccola e ristretta cerchia di esoteristi che ovviamente utilizzavano il flusso delle onde di forma e non solo, anche di alcune stringhe numeriche e delle geometrie per condizionare, diciamo così, corpi eterici e anche le frequenze di vibrazioni di alcune situazioni, ovviamente per volgerle a proprio vantaggio. Dunque vi invito a visitare il sito, lo ripeto, www.ilcapitano.altervista.org. Tra l'altro ritengo di poter dire che è il primo sito in Italia a occuparsi di radionica in questo modo, soprattutto gratuitamente, e dunque andate a cercare i tanti strumenti a disposizione. Tra l'altro c'è anche una sezione dedicata alla Cabala, all'esoterismo, dove troverete altre dispense informative e di studio, e poi la sezione shop nella quale troverete i nostri servizi. Benissimo, allora vedo che ci sono alcune persone collegate, le saluto. Allora, buonasera Emiliana, buonasera Maria, buonasera Lori, buonasera Vale, buonasera Chiara, buonasera, no, Lori l'ho già salutata, che fa gli auguri, buonasera Sandy, buonasera Cassiopea, buonasera Lia, buonasera Assunta, buonasera Marietto, buonasera. Buonasera. Buonasera Cinzia, buonasera Dora e buonasera GP. Benissimo, allora io direi di cominciare, comincio a dare la risposta in ordine di arrivo. Dunque abbiamo
Emiliana. Però Emiliana, nelle ultime dirette ti ho risposto spesso, dunque io lascerei, se non ti dispiace, un po' spazio anche ad altre persone. Ovviamente sapete che tanto le dirette sono regolarmente il lunedì e il venerdì alle 21:30 sul mio canale YouTube, il mercoledì alle 21 sul canale YouTube del Marietto Veneziano, e dunque le occasioni non mancano. Però vediamo di dare spazio anche a qualche altra persona. Vediamo un po' quali sono e chi sono le persone che hanno posto una domanda, così da Emiliana, Lori, vabbè dai, Emiliana, ti rispondo, però la prossima volta lascia posto anche a qualcun altro. Vediamo un po', 10 maggio del 2001, sulla situazione sentimentale, vuole sapere se trova l'amore della sua vita. Beh, guarda, un'occasione, una positiva e buona occasione foriera di novità e di di un incontro piacevole c'è. Vediamo però cosa risponde la stesa. Allora, Emiliana, vedo che soprattutto nella linea del passato emerge un incontro importante, qualcuno che probabilmente ti ha corteggiato e sembrava molto, molto deciso. Ehm, Non solo lui, probabilmente c'è stato un periodo nel passato recente dove hai ricevuto più corteggiamenti, ok? La superbia ha carattere amplificatorio, dunque diciamo che c'è stato un periodo interessante, però è anche un periodo che ti ha messo di fronte un po' alla verità di alcune situazioni, probabilmente comunque la presenza di una persona per te importante, che ha fatto da punto di riferimento, comunque è stata presente appunto cioè la presenza di questa persona ha comunque ti ha accompagnato in modo positivo e favorevole. Al presente sembra proprio che stia cominciando qualche piccolo flirt, qualche corteggiamento per telefono, dunque non escludo l'uso di messaggerie che sono, come dire, la corrispondenza attualizzata delle lettere e dei messaggi che un tempo viaggiavano per posta scritta. Allora, cosa vedo? Questo inizio di conversazione per scritto sembra trasformarsi in qualcos'altro, in una piccola, un piccolo flirt, un corteggiamento, però attenzione, non cedere, non credere a queste lusinghe, non sono del tutto autentiche, non del tutto affidabili. Devo dire però che compaiono più figure nel prossimo periodo, l'artista e il domestico potrebbe indicare un'unica persona, come può indicare due figure. Allora, se è una sola persona, cosa che però non credo, se dovesse trattarsi di una sola persona nel prossimo periodo potrebbe trattarsi di una persona comunque a cui piace studiare, a cui piace darsi un tono preparato, che ha un certo carisma e che è apprezzato e ambito dalle persone intorno a lui e del suo entourage, e potrebbe dimostrarsi disponibile nei tuoi confronti. In realtà ritengo che intorno a te nel prossimo periodo saranno due persone, uno un po' più vanitoso dell'altro, un altro più disponibile del precedente. Dunque, sicuramente può indicare che sarai lì che penserai a cosa scegliere e a chi scegliere. Vedo che però si farà avanti anche un'altra persona un po' più grande. Attenzione però, perché questo potrebbe cambiare tutto, potrebbe cambiare molto. Dunque, attenta perché probabilmente non è così semplice avere a che fare con qualcuno così più grande. Vedi che questa carta ci crea motivo di attenzione. Ascolta, per quanto riguarda l'esito, vedi, c'è molta confusione nella tua vita sentimentale del futuro, o perché non saprai cosa scegliere e in che modo indirizzare le tue attenzioni, ma anche perché, secondo me, qualcuno
fa del pettegolezzo alle tue spalle, qualcuno ti tiene d'occhio e controlla di nascosto tutti i tuoi movimenti. Dunque, attenzione, probabilmente non sei circondata dalle persone trasparenti che credi, o comunque sei in un ambiente dove devi riguardarti un pochino. Benissimo, andiamo avanti. Fai solo attenzione che non ci sia qualcuno che ti stalkerizza in qualche modo. Allora aspettiamo perché qualcuno qui scavalca la coda con la chiamata in diretta. Buonasera, con chi parlo? Ciao Ide, sono Chiara. Ciao Buonasera. Chiara. Buonasera Posso Chiara. una domanda? Sì, certo, sì, dimmi pure. Vorrei sapere se durerà questa relazione tra Fabio 16 dicembre 80 e Chiara 21 agosto 77. Ok, allora resta lì Grazie. che guardiamo subito. Ovviamente poi la registrazione resterà online, dunque potrai guardare la stesa in qualsiasi momento. No, grazie a te per avermi chiamata. Allora, vediamo Auguri. Grazie, Chiara, anche a te, tanti auguri. Allora, Grazie. Fabio hai detto? Sì. Fabio e Chiara, ok. Allora, il taglio è un po' così. Si vede che c'è della progettualità, però è comparsa anche una carta che porta a un evento improvviso, che può un pochettino... Allora, voi non è da tantissimo, vero, che vi frequentate? 2 anni, c'è 1 anno e mezzo, quasi 2. Ecco, vabbè, allora, senti, nella linea del passato parla molto di telefonate, di messaggi, di cose scritte, comincia proprio così, dunque probabilmente è nato in questo modo e poi è andato consolidandosi, perché c'è poi la carta del denaro, il dottore, l'Imeneo, dunque forse avete atteso di sistemare alcune situazioni del passato e vi siete dichiarati ufficiali. Diciamo che vedo comunque un passato in crescendo. Attualmente chi è che sospira? Cosa succede qua? Perché c'è la carta... c'è la carta dei sospiri. C'è un po' di tormento e compare la figura di una persona più giovane, una donna giovane. E chi è che si tormenta? O per una figlia o per la presenza... È la mia figlia, perché Fabio comunque vorrebbe avere io sono separata, ho 2 figli, e Fabio vorrebbe un figlio tutto suo, perché è un ragazzo che non ha avuto mai, non è padre, non è stato mai padre, quindi vorrebbe avere un figlio. Siccome la mia figlia più grande ha 24 anni, ne ho 43, sì. Lei si è messa un po' in mezzo a questa situazione e ha creato hai visto qua compare, e devo dirti che nel futuro in effetti compare anche un bambino, dunque io penso che questa cosa arriverà, magari con un po' di difficoltà, e forse sarà necessario lavorare molto nei confronti della figlia che sospira in questo momento, che alla fine farà a buon viso a cattiva sorte, nel senso che secondo me se lo farà andare bene, anche perché non è detto che arrivi con tanta facilità questo bambino, Ok, dunque diciamo che devi tranquillizzarla che non perderà mai la sua posizione. Questo io l'ho detto, ma non è così semplice con questi ragazzi, sai, sono un po' egoisti. In ogni caso si farà la sua strada. Quello che posso dirti è che non arriverà tanto facilmente, non così nell'immediato. Cioè, io vedo che arriva, ok? Però ci vorrà un po'. Un po' e ad ogni modo fra voi comunque la situazione del bambino porterà qualche preoccupazione, qualche pensiero. Forse sarà necessario stare un po' dietro a questa situazione.
ok? Non vedo l'arrivo del bambino così istantaneo e immediato, ok? Dunque su questo non vi preoccupate. Per quanto riguarda l'esito, comunque guarda, a me sembra una buonissima situazione, l'esito è molto positivo, abbiamo la fortuna, l'omaggio di preziosi, vecchia signora amatrice, diciamo che finalmente tu senti di essere amata come desideravi. Un bacione grande. A te cara, buona serata e ancora auguri. Ciao. Grazie, ciao. Benissimo, andiamo avanti. La prossima domanda. Vediamo a chi tocca. Lori. Abbiamo Lori, vuole sapere sulla fortuna. 28 settembre del 64. Vediamo un pochettino per la fortuna di Lori. Allora, il taglio, Lori, il taglio dice che c'è qualche situazione probabilmente legata al passato, non del tutto chiara, e un po' di tristezza che cerchi di mascherare. Vediamo cosa dice. La stesa. Ma allora, guarda Lori, alcune situazioni nel passato comunque, cioè diciamo che partiamo da una linea del passato non così complicata, non tanto difficile, con qualche abbattimento, questo sì, forse anche più di uno, però che in realtà si è trasmutato in qualcos'altro di più positivo. Comunque Bambino e Fedeltà parlano di come tutto sommato certe fragilità in realtà siano state superate. Ora, io non so esattamente a cosa alluda la linea del passato, perché non conosco nulla della tua vita e dalla domanda, una domanda così generica sulla fortuna, non saprei cosa dire, ma sembra probabilmente che si parli dell'inizio di un qualcosa, un progetto probabilmente, che faceva parte di un tuo desiderio grande o che sentivi rappresentare te, qualcosa proprio di tuo. Se non è un progetto, è un bambino, comunque qualcosa nel passato ha avuto inizio, ma non senza perplessità o difficoltà. Al presente io non so che cosa intenda tu per fortuna, ma mi sembra che qui, se la tua fortuna è legata alle questioni sentimentali ed emotive, mi sembra che tu sia circondata da persone che hanno un grande interesse nei tuoi confronti. Da una parte c'è forse un marito, dall'altra forse c'è un corteggiatore che si fa avanti. In ogni caso è un periodo bello. Se non riguarda l'amore, se non riguarda le persone che ti possono essere intorno in questo senso, può riguardare alcune situazioni dove delle proposte che probabilmente hanno già avuto avvio nel passato trovano finalmente un sostenitore che permetterà appunto alla cosa di svilupparsi. Ok? Diciamo che in ogni caso, in termini di fortuna, la linea del presente è eccezionale. Se però questa cosa riguarda invece la sfera sentimentale e veramente la situazione con tuo marito o con un eventuale corteggiatore, questo porterà lo scompiglio in casa. Dunque, se nella tua vita la cosa fortunata che sta capitando in questo momento è aver incontrato una persona che magari ti ha un po' scosso, che ti ha restituito l'interesse per la vita, allora diciamo che nel prossimo periodo questo porterà comunque disturbo in casa per via di questo corteggiamento. E da qui nasceranno delle situazioni un po' particolari. Se invece stiamo parlando della fortuna al gioco o in generale, allora attenzione, perché se la linea del presente è molto positiva come abbiamo visto e dunque nell'immediato dovresti avere delle belle soddisfazioni, nel prossimo periodo però attenta, perché magari
il passo un po' più lungo è un attimo compierlo ed è un attimo che poi qualcosa sfugga di mano. Vedo comunque in chiusura della stesa alcune situazioni, diciamo così, conflittuali, di confusione, forse causate da qualcuno che ti tiene d'occhio, qualcuno che chiacchiera, qualcuno che aspetta in qualche modo o che cerca in qualche modo di portarti in errore. Dunque, attenta che comunque alla fine per te andrà bene, ma può anche voler dire, attenzione, che qualcuno cerca di capire se tu hai un inciucio. Dunque, vediamo un po', questo dipenderà da te e da quello che effettivamente cercano di dirti le sibille. In ogni caso, è un periodo che apre nuovi spiragli, ma con delle insidie, dunque attenta. Per quanto riguarda l'esito, beh, sembra proprio che si aprano delle situazioni, perché questa è una carta che porta delle nuove opportunità, ma anche motivi di leggerezza, divertimento, di momenti sereni e spensierati, che però, allora, o qui indicano, questa carta indica anche per te una figlia, come abbiamo visto in passato, la giovane fanciulla spesso può parlare di una figlia, o di una figura più giovane rispetto il consultante, oppure parla di instabilità, di vulnerabilità, di quelle situazioni, come dire, anche tipiche adolescenziali, vale a dire instabili, volubili, capricciose in alcuni momenti. Dunque attenzione, perché potrebbe trattarsi di una situazione sentimentale che è più un capriccio che una vera opportunità e che infatti può portare veramente grosse penurie e difficoltà. Se invece guardiamo alla questione economica o in termini di fortuna monetaria, attenta, non fare passi falsi, non prendere decisioni sulla base di cose o dati superficiali, perché il rischio di sbagliare e di incappare in perdite economiche e dunque di rimpianti non è da poco, ok? Dunque non è da sottovalutare questo pericolo. Comunque, tutto sommato, il presente è molto positivo, soprattutto se saprai giocare bene le tue carte. Mi raccomando, però, attenta, sempre discernimento. Allora, andiamo avanti. Vediamo un po'. La prossima domanda è di Vale, che vuole sapere se riuscirà a trovare un lavoro a breve. 16 febbraio 78. Ok, vediamo un po'. «16 febbraio, Vale, e il lavoro». Allora, intanto rispondo a Valentina, però. Sì, pronto? Pronto, Ilde? Sì, allora ascolta, tra poco, appena finirò la lettura di quella che ho cominciato, ti rispondo. Dunque ti invito ad attendere in linea, così non perdi la priorità. Ok, Però, visto che ho bene. cominciato per Valentina. No, perdonami, io avevo visto che avevi smesso, quindi ti ho chiamato, quindi Sì, c'è come dire no, aspetta lì, poi appena tu aspetta lì che ti chiamo, cioè ti richiamo in causa, aspetta in linea. Allora Valentina, torno a te, nemica disgrazia, insomma è un taglio un po' particolare, vuol dire che probabilmente, non so se per quanto riguarda il lavoro hai recentemente perso il lavoro a causa di qualche situazione che si è girata un po' contro di te, comunque non è un taglio bellissimo, mi rendo conto che probabilmente deve essere successo qualcosa di importante, vediamo un po'. Allora,
L'esito è bello, te lo dico già prima, Valentina, così, visto quello che abbiamo visto, il taglio e la stesa che vado a raccontarti, almeno ti tiro già su il morale. Allora, belvedere, dispiacere, nemico, casa, vedovo. Allora, la linea del passato spiega come probabilmente ci siano stati non pochi fraintendimenti, qualche situazione o qualche notizia che tu attendevi in realtà ha portato notizie poco belle che ti hanno arrecato qualche preoccupazione, qualche dispiacere e nemico, casa, vedovo, insomma fa capire che ci sono state veramente delle situazioni lavorative piuttosto importanti, difficili, che ti hanno fatto sentire veramente soverchiata. È possibile, la carta del vedovo indichi non solo una situazione che si è chiusa molto male, ma anche ripercussioni psicologiche, forse per quanto riguarda il passato lavorativo o una situazione comunque legata a un edificio. Io non so che lavoro facessi nel passato, ma deve essere stato difficile come periodo. Per quanto riguarda il presente, c'è una situazione che forse ha qualcosa, un sospeso legale, oppure hai a che fare con una persona molto grande in età. Diciamo che ci sono delle situazioni che andrebbero chiarite, ma anche la possibilità che si aprano delle opportunità piuttosto positive, forse anche grazie all'aiuto di una persona amica che ti ascolta e che cerca di in qualche modo fare il possibile. Può anche darsi che si stia aprendo comunque un periodo molto favorevole, sebbene partiamo da una situazione di irritazione, di disagio o qualche situazione che si è raffreddata rispetto a un'attività probabilmente legata a qualcosa che hai già fatto in passato e che amavi fare. Vediamo comunque come sviluppa nel prossimo periodo. Abbiamo mercante, abbiamo dottore, dunque sembra proprio che un'occasione lavorativa possa giungere, ma che possa cambiare molte cose. Eh, Potresti ricevere un aiuto da qualcuno o addirittura si può trattare di un lavoro che ha a che fare proprio con la professione medica, di assistenza. In ogni caso qualcosa si muove nel prossimo periodo, ma non è ancora del tutto solida la situazione. Vedo però in chiusura della stesa l'amante, la giovane fanciulla, i deliranti, dunque qualcosa che si fa avanti, qualche proposta che però non è ancora del tutto affidabile, che può generare qualche confusione. Dunque, attenzione, qualcosa si muove, ma non è ancora il momento migliore. Quello che però ti fa capire, come ti ho detto fin subito, l'esito, credo proprio che l'esito parli di un nuovo inizio e che questo nuovo inizio avverrà proprio con un colloquio che vai a fare e che finalmente avrà un bell'esito positivo e sblocca tutte le situazioni che sono un po' arenate dal passato. Dunque, Valentina, buone notizie, anche se ancora il periodo immediato non è ancora affidabile del tutto. Bene, eccoci qua. Sei ancora in linea? Sì, sì, eccomi. Benissimo, come ti chiami? Sì. Allora, io mi chiamo Erika. Ok, quando sei nata? Il 17 febbraio del 92. Ok, cosa vuoi sapere? Volevo chiederti se potevamo dare uno sguardo a Giovanni. Torna e che pensieri ha, insomma, che riesci a farmi capire perché è una cosa un po' particolare. Va bene, non dirmi nulla, dimmi solo la sua data di nascita. Giovanni, quando è nato? 18 giugno dell'84. Ok, va bene. Allora, vediamo un pochino. Ovviamente lo dico anche a te, potrai riguardare la stesa perché il video resta online su YouTube, dunque in qualsiasi momento puoi rivedere quello che è venuto fuori. Allora, ricordami il tuo nome, Erika, giusto? Sì. Erika e Giovanni, ok. Cerchiamo di capire perché, cosa pensa e cosa succederà.
Allora, senti, al taglio è comparsa una nemica. Sì, Eh, sposato lui. ah, eccolo là. Mm. Allora, ascolta. Dunque, cominciamo un po' dalla linea del passato. Anche qua molti messaggi, molte telefonate, molte cose scritte, un incontro, ok? Nel passato la cosa si è sviluppata anche con un'implicazione di pensiero. Cosa voglio dire? Che probabilmente ti ha pensato moltissimo e questa cosa è stato un crescendo. Perché ti dico così? La donna di servizio parla di tanto impegno, magari ti sei impegnata anche tanto, sei stata presente, questo comunque deve averlo colpito. Al presente io vedo qui che con dispiacere mi sembra proprio che lui, siccome compare il dispiacere il dottore, amica e mercante, credo che lui un po' con rammarico abbia in fondo deciso di sistemare un po' la sua situazione per una forma di interesse, comunque. Ok? Dunque, diciamo che in questo momento non è che gli faccia piacere averlo fatto, però diciamo che ha messo davanti degli interessi personali. Nel prossimo periodo, però, io vedo domestico, amatrice, morte, comunque lui non penso che abbia chiuso completamente, secondo me potrebbe riemergere, ricontattarti, non vedo un vero e proprio contatto, però vedo che comunque c'è nei tuoi confronti un sentimento, ma c'è anche questa nemica, capito? Dunque questa nemica avrà la meglio. Non mi dispiace, ma penso che anche se lui si rammarica, anche se lui in qualche modo ha un sentimento nei tuoi confronti, lui si è fatto due conti, te lo dico subito, si è guardato bene la situazione e ha capito che era meglio desistere. In ogni caso, la consonante sorpresa e la nemica sembra proprio che sia lei a vincere e che lui, con la carta dell'artista, si distacchi comunque da te. Vedi, bambino, vedovo, Speranza Belvedere, in ogni caso quest'inizio, questa cosa si è bloccata o comunque si è interrotta mh, mh, quando evidentemente non è una cosa, tra l'altro con la carta del bambino, non è una cosa che sia durata tantissimo, diciamo che sul più bello, nel momento della fragilità, si è un po' interrotta. Comunque ti ha lasciato con un sospeso, come se avesse lasciato la porta aperta, però io ti vedo ancora in attesa, non vedo un reale ritorno e mi sembra piuttosto che lui abbia appositamente lasciato questa porta aperta, ma non sia sua reale intenzione tornare. Mi dispiace, Erika, io penso forse sia meglio che ti guardi in giro. Io ti auguro una buona festa delle donne e Grazie. a presto. Grazie Erika per seguire il canale. Ciao, ciao. Ciao. Benissimo, io ringrazio tutti per questa sera, per essere stati qui con me. Vi ricordo comunque che torno in diretta in compagnia del Marietto Veneziano mercoledì sera alle 21 e che poi sarò con voi venerdì alle 21:30 sempre sul mio canale YouTube. Io ringrazio tantissimo per la partecipazione, vi auguro una buona festa della donna e che dirvi, vi aspetto a braccia aperte mercoledì sera sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Buonanotte e a presto.